Comincio proprio dalla seconda parte, facendo autocritica in questo senso, perché alcune persone, ho letto anche alcune interviste, qualificano l'operazione dei 24 parlamentari un po' un'operazione alla Sciripoti maniera. È veramente un'offesa all'intelligenza loro e anche degli italiani, una cosa del genere. Io che faccio il difensore d'ufficio, Giovanardi, è tutto dire, insomma, una cosa del genere. Io credo che un Parlamento e una maggioranza parlamentare che vota la fiducia al governo e nello stesso tempo ne dice di cotte e di crude sulla manovra finanziaria del governo è un controsenso in questo senso. Quindi io mi aspetto di vedere, sono curioso in questo momento, io non sto dicendo che fanno bene, io personalmente sono dell'idea che prima si va a votare, meglio è, e possibilmente con una legge elettorale. Però sono curioso di vedere se questa manovra che loro stanno facendo, cioè questa dissociazione all'interno del PDL, sia una dissociazione per sostenere l'operato del governo di cui fanno parte o se è il primo passo per poi andare a votare l'impunità a Berlusconi. Questo Giovanardi adesso ce lo negherà, però il giorno dopo le elezioni, il voto che si farà, sono ben felice di rivedermi con lui qua, perché se si potesse poi anche fare il voto palese, in modo che ognuno non dice una cosa e fa un'altra, sarebbe una bella cosa. In questo senso ho detto che sono per il voto palese. Perché lei sul voto segreto che si aspetta? Parecchie manovre dietro il voto segreto? Ma il voto segreto, ognuno viene qua, ti racconta quello che vuole, e poi là fa quello che vuole. Deve avere il coraggio delle proprie azioni. Questa idea che si debba segretamente fare le cose senza avere il coraggio di dirlo, a me pare che non abbia alcun senso.